monaci che in questi anni ci hanno sempre aiutato anche nei momenti di massima difficoltà, quindi non potendo nominare tutti, comunque sono qui per ringraziare i nostri volontari, il nostro coro, tutti gli associati di Opera Secondo, i nostri sostenitori che sono sempre stati al nostro fianco anche nei momenti di maggiore crisi. Hanno capito, hanno compreso l'importanza del nostro messaggio culturale alla città e a tutti gli appassionati di opera lirica. Ringraziamo anche quei sostenitori che ci hanno fornito servizi costosissimi ma preziosissimi come la vigilanza notturna alle nostre strutture, oppure la fornitura di uomini, materiali. Poi ringraziamo il comune, la provincia, la regione e poi ancora il nostro fantastico e fedele pubblico che da tanti anni viene a Oderzo e insieme a noi ha vissuto ore liete ma anche ore funeste. È un pubblico internazionale, ci sono amici che vengono da tutta Europa ma anche da altri continenti. Io approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno fatto tanta strada, ma in particolare gli amici del Lions Club di Brema, di Billingen, di Monaco, di Vienna e di Klagenfurt.